Oltre 100 gli interventi effettuati dalle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso a seguito dell'ondata di maltempo che ha interessato tutta la parte nord della provincia. 13 mezzi e oltre 40 operatori in campo, anche nella mattinata, mentre ancora continuava a cadere la pioggia. A Treviso ancora forte pioggia ma pochi danni, cancellato solo il concerto di Pupo a Suoni di Marca. E il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, è pronto a chiedere lo stato di calamità. Ma assolutamente sì, stiamo verificando con i nostri uffici l'entità dei danni. Tra l'altro ringrazio Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari perché in mezza giornata avevano ripulito le strade della nostra città. È stato 20 minuti di assoluta follia, c'era un vento incredibile, sono sradicati alberi a cui avevamo già fatto l'esame fitologico, per cui è stato un evento assolutamente al di sopra della normalità. Il problema è che iniziano a succedere sempre di più, per cui adesso verificheremo ancora le situazioni perché non possiamo permetterci che ci siano momenti di difficoltà. Tra l'altro va anche la mia solidarietà a tutti i comuni intorno. Ho visto situazioni drammatiche, esondazioni, per cui mi sento anche di dare la solidarietà a tutti i sindaci che hanno avuto problemi anche più gravi di quelli che abbiamo avuto noi. Alberi sradicati un po' ovunque a Conegliano e in via del lavoro un intervento su una lamiera e una grondaia pericolante ha rimesso in sicurezza un'abitazione, ma il lavoro da fare resta molto. Abbiamo visto anche che opere importanti come i bacini di eliminazione di Parea hanno evitato che finissero sott'acqua le case, però questo non ci basta, dobbiamo assolutamente fare in modo che anche le alberature siano in sicurezza. Alberi che a Conegliano sono tutti monitorati, ma pur essendo sani non sono in grado di resistere ad ondate violente come quella appena passata. Parlavamo con gli agronomi, una cosa è lo screening normale che viene fatto, che dimostra che la pianta è sana, che la pianta può resistere a eventi normali, però eventi di questo tipo qua purtroppo non possono resistere e arrivano improvvisamente, che non permette neanche ai cittadini tante volte di mettersi in sicurezza, per cui stiamo anche rivedendo il piano di protezione civile, perché le cose è meglio prevenire che curarle. Fenomeni sempre più frequenti, quelli a cui stiamo assistendo e con i quali si dovrà fare i conti. Ci sono questi flussi di aria fredda che si muovono un po' a macchia di leopardo, quindi arrivano dall'alto e appena si avvicinano alla superficie terrestre si scontrano con l'aria calda, formano dei vortici e quindi hanno questo effetto devastante di forza delle trombe d'aria. E il meteo continua a preoccupare anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha diramato lo stato di allerta giallo fino alle ore 20 di sabato 26 luglio su tutto il territorio regionale.